Li hanno bloccati i carabinieri di Castelfranco mentre stavano per installare nella colonnina self-service di un distributore di benzina del Padovano l'ennesimo dispositivo per clonare bancomat e carte di credito. È stata così sgominata, dopo settimane di appostamenti, una banda di 3 cittadini romeni residenti a Camisano Vicentino. 2, Bogdan Duca ed Emanuel Nikita, 31 e 32 anni, sono stati arrestati. Il terzo, 35 anni, è stato denunciato. Secondo quanto accertato dai carabinieri, i 3 si erano specializzati nell'installazione di microtelecamere, lettori di tessere magnetiche e dispositivi per memorizzare i dati di centinaia di ignari clienti di distributori di benzina tra la Castellana e le province di Padova e Vicenza. La banda colpiva soprattutto la sera per poi tornare prima dell'alba a disinstallare le apparecchiature, così che al mattino nessuno potesse accorgersi della manomissione. In questo modo i 3 avrebbero mietuto moltissime vittime, prelevando dai conti correnti ingenti somme di denaro, quanto ancora non si sa con precisione, visto che stanno arrivando in questi giorni le prime denunce di ammanchi sospetti. Lo sapremo anche tra alcune settimane, però già da parte nostra le indagini sono già avviate. Le carte di credito clonate al momento sono numerosissime, perché interessano numerosi distributori sia della provincia di Padova, Vicenza e Treviso. Nell'abitazione dei 3 romeni i carabinieri hanno sequestrato documenti contraffatti, materiale informatico e capi griffati. Nel corso della perquisizione della sua abitazione abbiamo rinvenuto numerosi capi di vestiario griffati, orologi, profumi e scarpe, cosa che ci ha fatto subito pensare che la banda si servisse delle carte clonate per effettuare acquisti presso boutique o negozi di firma.